Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi all'Analyze Flash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle persone che per mancanza di conoscenza, per entusiasmo, insomma, per tanti fattori entrano nell'esoterismo, magari entrano in qualche gruppo, hanno preso qualche libro e incominciano a scimmiottare riti e operazioni e acquistano prodotti energetici che non sono fatti a regola d'arte, oppure ad esempio tipo alcuni tipi di genese che sovraccaricano il corpo eterico. Beh, insomma, da che la situazione, perché magari entra in questo mondo proprio per risolvere delle problematiche. Il problema è che queste problematiche, al posto di essere risolte, vengono gonfiate, vengono in un certo senso amplificate. Questo perché? Perché molte volte è come una persona che non ha mai fatto o il dentista o il meccanico e non ha competenze, conoscenze, guarda un video sul tubo, sui social di come otturare una carie oppure cambiare la cinghia alla macchina, vanno a prendere una cinghia o prendono un martello e cercano di operare il paziente. E poi è chiaro che i risultati, insomma, lasciano un pochettino quel che trovano. Cioè, praticamente, se il guaio era da 1, diventa 10. È come il maledetto dice sempre la stalla. Quando le vacche sono uscite ormai dalla stalla, corrergli dietro. Se prima gestire la stalla ci si metteva 10, dopo ci si mette 1000. Quindi, perché queste pillole? Per farvi capire che alcune volte, quando si entra nel mondo esoterico, non è facile come lo dicono, non è facile come lo dipingono. Ci vogliono le competenze, le conoscenze, la sapienza, ci vuole l'esperienza, ci vuole un fattore, no? O vari fattori, anche l'altezza dell'anima, insomma, la vecchiaia dell'anima influenza. È chiaro che tutti possono cambiare una gomma se bucata, magari il gommista ci mette 30 minuti e il marietto ci mette 3 ore, questo è chiaro, no? Però quando si va a toccare situazioni difficili, complesse, situazioni in cui bisogna essere competenti, purtroppo i social hanno fatto sembrare cose difficili, cose importanti. Beh, basta guardare la Chiesa di Stato che da 1700 anni praticamente mette lì ogni Santa Domenica milioni di persone a pompare le cricore, no? Quindi vuol dire che ci vuole impegno e via dicendo. Quindi a tutte quelle persone che pensano che sia facile, la cosa non è così. Non è facendo un corso di magia, non è facendo un corso di qualsiasi cosa che si diventa dei maestri. Maestri o maghi si diventa dopo incarnazione, 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 no? Ogni incarnazione ci si affina un pochettino, oppure si riprende. Il mago non è che un giorno si sveglia la mattina, guarda sui social qualcosina, un video, ma anche un video di De Garma veneziano, scimmiotta e poi la cosa funziona a primo colpo. Certo, il colpo di fortuna può sempre esistere, no? Questo mi ha detto, non lo metto in dubbio, cioè, ma non è che l'entità scende o voi salite così. Certo, se siete un'anima antica la cosa diventa molto più facile, se siete un'anima giovane la cosa chiaramente non prende piede. E in più c'è il rischio che al posto di, come si suol dire, eh, rattoppare o mettere a posto la cosa, raddoppiate il problema, no? E perché sento persone che mi dicono ho usato l'acqua santa, ho usato di qua, ho usato di là, ho usato il Reiki, ho usato la Genesa, ho usato gli angeli colorati, il Michelangelo, l'arcangelo, hanno usato di tutto che sembra un bimbi, praticamente oggigiorno alcuni pensano che basta schiacciare due o tre tastine, dire quattro paroline e fare salto in banco con una spada e poi il genio o l'anima o le altezze divine scendono, salgono. Insomma. Signori, l'esoterismo è una cosa seria. Tutti possono entrarci, ma bisogna entrarci in punta di piedi, anche perché vi attirate energie nefaste. Io sento tutti i giorni persone che sono entusiasti di questa cosa, però vedo che dovrebbero, secondo me, veramente istruirsi, educarsi
entrare coi piedi di piombo su alcune materie, proprio perché si attirano situazioni che adesso non conoscono ancora, ma fra magari 5-10 anni purtroppo lasceranno dei segni durissimi. Bene, cari amici, questo video è fatto più che altro per mettervi in guardia dai facili entusiasmi, dalle facili promesse, dai pifferai magici che vi circondano e vi promettono mari e monti, quando in realtà la cosa è difficilissima. Grazie e alla prossima. Ciao.